Siamo arrivati alle 18 e 6 minuti. Io do il buon pomeriggio a tutti. Io non sono sola, l'avete visto che era arrivato e lui non è solo. Apro subito le telecamere, i microfoni su di loro. Un buon pomeriggio a Nico Pandetta e alla sua bella Federica. Aspetta Fede, avvicinati al microfono che non ti sentiamo. Eccoti. Ciao ragazzi. Come state? Buonasera popolo Bene, di bene, Bella bene. e buonasera a Franco, buonasera Antonella e buonasera a Mary Milani. Ciao ragazzi. Ma tu l'hai visto il mio successo? Melo? L'hai mai sentito mai? Sì, questa cosa è risaputa. Ma già questa è da tanto, da un Già po'. è fallito, dobbiamo trovare qualcosa di nuovo. Addirittura? Ci stai già studiando? Io sto lavorando nell'autoambulanza, salutiamo tutte le persone che lavorano in autoambulanza, che aiutano le Tutti persone, coloro che offrono che il lavorano loro. all'ospedale. Sì. E tutti i malati con una buona guarigione, ovviamente, mando un bacio a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Bravo Nico, bravo, bellissima cosa. Innanzitutto come stai? Che ha da un pochino che non ci vediamo. Io sono stato in ospedale 3 giorni fa, solo che è tutto risolto, tutto regolare. Vero? Non lo sapevo. Sono diventato adesso di Roma, ieri abbiamo lavorato a Roma, stasera, domani vado a Bari. Domani si lavora. Domani si lavora, bene. Quindi oggi che eri libero hai ben pensato di venirci a Trovare trovare. gli amici che da 6 mesi che non venivo. Bravo, ecco, anche perché io te lo dico, adesso mi sta impazzendo il computer, qua mi stanno arrivando 350 milioni di messaggi tutti per te. Non è una cosa positiva questa, Ecco, no? tra un pochino daremo anche spazio ai nostri ascoltatori, così Oh, hanno se voglia vuoi di parlare. qualche telefonata, Certo che te qualcosa, le passo. siamo qui. Oh, voglio. Scusa, loro aspettano questo. Oggi c'è anche Federica perché insieme avete fatto un duetto bellissimo, quindi tra poco lo Sta presenteremo. andando abbastanza. Chi l'ha avuta questa idea? Aspetta, prima di andare al duetto, parliamo di un'altra cosa molto importante, perché Nico Pandetta, amato, richiesto, super impegni, lavori, però questa è casa tua, Catania è sempre casa tua, quindi voglio iniziare con il dire a tutti i fan catanesi, siciliani e non solo, che finalmente a breve avremo un concerto! Giorno 20, Piazza Viceré, insieme a mio fratello Luca Pappalardo. Che E salutiamo. tutto lo staff, tutta la band, Marcello Pisata, la mia etichetta discografica, ci sei sempre stato uscito. E Tutti. Poi io voglio fare cantare a Federica sopra il palco, ce la faremo? Fede, avvicinati il microfono, già mi Mary, fa non la scherzare. come non scherzare? No, non scherzare. Voi due avete fatto un duetto insieme bellissimo che tra poco presenteremo, quindi il minimo è questo di presentarlo sul palco. Presentiamo, però io Sì, non... ma perché mi vedono Ma in show? come non entro? Sì, la facciamo cantare in playback, dai, tanto non è... Ma anche tu però! A prescindere che se fosse stato così, silenzio. Lei non è cantante, vedi? Lo so, chi ha avuto l'idea? Giuseppe Santonocito con il suo aiuto, quindi mi hanno un pochettino incastrato. Perché ti hanno non lo volevi Abbiamo fare? fatto 8 mesi di proposte, fino a quando poi si è decisa. E qua ci sono i risultati, abbiamo fatto oltre 300.000 in 3 giorni. È vero, perché è Siamo uscita stati da ottavi in tendenza, non so ancora come... Andrà ancora stiamo parlando di 3 giorni dall'uscita, quindi questo significa che ragazzi insomma ci sarà un boom secondo me molto bello, anche perché voi state insieme da un bel po' di tempo Basiliano. e siete la prima coppia che fa una cosa del genere. Sì. Sì, l'ha fatta tempo fa il nostro collega artista che saluto, Tony Colombo. se non- Forse Con sua sorella, non mi ricordo come ce l'ha fatta. non c'entra sorella, sto parlando di coppia, Ah, fidanzati, coppia. Ah, sì, fidanzati, sì. No. marito e Mi sono moglie, come confuso. avevo sentiri. Ecco, Fede sei diventata sua sorella. Per favore. Non so cosa volevo dire. Va bene. No, me l'hanno paragonata al successo che ha fatto. Scusa, mi sono Ah. confuso. Chi parlava che l'ascoltava in sala prima. Dice, sicuramente sarà il successo, dici, come Tony Colombo quando ha fatto la canzone con la ragazza. Con la sorella. Con la sorella, se non mi Ma non lo so, ma qua parliamo di amore. Comunque a tra posto, mi fidanzati, sono una cosa- confuso, per quello mi sono va giustificato. bene. Come avete mi fatto litigare in diretta? Non è vero. Allora, lei è di una dolcezza strabiliante, quindi non credo proprio. Io ti amo davvero. Ma stiamo andando questa? Sì, andiamo, che Ragazzi, dici? signor Franco mi guarda. Lui è sempre messo in primo piano che dice? Comunque Mary, premettiamo una cosa, perché comunque io non sono una cantante, non voglio mettermi in mezzo ai cantanti. Smettila, Nico. L'ho fatto per Sta gioco. facendo un discorso serio lei, ecco. L'ho fatto per gioco, voglio precisare questo. Allora, tu Poi... comunque diciamo anche che insieme a Nico tu ti levi da qua che entri nel microfono. Io sono una chiacchierona, quindi si sente lui che mi dice falla parlare perché io parlo tanto. Tu insieme a Nico hai fatto anche dei video. Sì. Sei molto bella, avete fatto quello lì, Non tu sposà. E Sì. prima ancora quella Poi che io parte amore, me. ecco, quella che io Poi amo. abbiamo fatto pure tu si Tu sei femmina. fe- già Quindi- All'inizio proprio.
Quindi diciamo che a livello di modella, no? Sì. In quel caso forse ti ritrovi di più? Sì. Ti Sì, diverti? anche perché quello era il mio lavoro, quindi Era. per me, ecco. Pandetta! Cioè, Ho finito che non parlo più nemmeno io. no, ma stiamo facendo un discorso tra donne qua, Ecco. è giusto? No. Come si dice scioglierlo? Scioglierlo? Ah? La scioglierlo. Ecco. Showgirl. Scioglierlo. Ragazzi, da oggi in poi sarà scioglierlo. Mi Scioglierlo, piace questa cosa. ignorante, La scioglierlo mi piace tantissimo. Comunque è molto bella, Fede, quindi insomma, però è anche una bella cosa quella che ha fatto Nico, ovvero farti entrare un po' in quella che è Ma la sì, sua perché vita la da sentivo cantante. cantare sotto la doccia, un poco, lo sai? Sì, ma ci sono Almeno lei non è artista, non è cantante. Ci sono persone senza nulla toccante ai meriti che non sanno cantare e cantano. Immagina se non lo potessi fare mia moglie. Però come ragazzi, immagini. io volevo dire una cosa, Mary, Però- siccome c'è stato il video e alcune persone mi hanno scritto ma l'armadio a casa non l'avete, dico io l'armadio ce l'ho a casa. Siccome è una io- stanza mia Ha particolare. una stanza lui particolare, però volevo... Aspetta, No, perché mi io fai lo so- pensare a 50 sfumature in questo modo, la stanza particolare, non ho No, capito. no. Va bene, prossimamente mi vedrete lavorare pure su quei siti un po'. No, no, Andiamo no. su Una Nicola stanza Rosati. particolare nel senso che c'ha tutti i suoi vestiti perché è Un tipo una cabina armadio. tipo, con sì, tutte una le cabina scarpe, armadio. Ma Avevo ci due sta. stand. Qualcuno mi ha commentato dove metto le cose più pregiate, diciamo che ho comprato più costose. E poi qualcuno mi ha detto: ma cos'è? Non è l'armadio a casa? Vabbè, Volevo questo- precisare questo, io l'armadio a casa ce l'ho, ragazzi. Beata Ti ignoranza. faccio una storia con l'armadio. Dai, beata ignoranza oserei dire. Vorrebbero avere tutti la stanza, la cabina armadio. Ecco, e diciamo anche che, anzi, molte volte proprio nella cabina armadio i vestiti stanno meglio rispetto che metterli dentro un armadio che si vanno a comprimere tutti. Giusto. Vabbè, ma queste sono cose, sai, quando Ma le io persone fame, non no? hanno niente da dire, sparano un po' di stronzate. Vabbè. L'armadio c'è, hanno la Siccome stanza. Volevo precisare soltanto che l'armadio ce l'ho, ragazzi. Vabbè, Quindi- guardiamo la casa senza armadio allora, sì, dai. guardiamo la casa mio senza fratello armadio. Peppe Gigantini che mi chiama ripetutamente. Lo ragazzi. salutiamo. Ciao Peppe. E tra un pochino prenderemo anche le telefonate insieme Mary, a intanto Nico Vandetti e volevo a Fede. dirti Dimmi. una cosa che c'è l'occasione, siccome ci stanno seguendo mia madre e mio padre da Palermo, non li saluto mai, non lo so, quindi sì. Ma voglio- si devono Siamo in mettere diretta su Bella TV, su Facebook. parliamo. certo. Allora anche a Palermo se loro mettono in televisione No, l'800 mia suocera è al lavoro. Ah, e allora non abbiamo soldi per comprare l'antenna. Ah, capito? dai. certo, siamo sia su volevo salutare. Facebook Volevo salutare pure che la- su internet Posso nel salutare un sito. attimo? Perché Sì? Volevo salutare la mia famiglia, la mia gang. Non è chiamiamola gang, non pensare. No, tranquillo, Composta vai. da mio cugino Salvo, mio cugino Eddie, mio fratello Federico e mio figlioccio Salvo Tonsuso. che Anche quando tua mamma. Saluto mia mamma e mia figlia Sofia che l'amo, la sia musica, Fentiman e tutti quanti. Basta. Sai, ma come si chiama la tua band? La mia gang. Io non ho la band, ho la gang. io. La gang si chiama. La No, gang- vero, allora io quando ho preso perché il Con la gang di Nico Pandetta. La gang Salutiamo di Nico- Jimmy Farina. Jimmy Farina che non lo vedo da una Comunque vita. Zorro, il maestro Tuccio Calogero. Bella gang, c'hai. Una bella gang. dai. Una bella gang. Salutiamo pure la Vime Eventi di Natale Alessio. Però quello che ci combatte di più è Giuseppe Santonocidi. Vabbè, è Voglio lui, precisare. è normale. Salutiamo la Vime Eventi di Natale Alessio, di cui abbiamo un progetto estivo di tante feste in piazza e tante. Salutiamo Natalina, la Vime Eventi e tutta la Calabria, ovviamente, Napoli, la Campania e tutto. Tutti. E tutto il contorno siciliano. Dai, Allora, un bacio. diciamo che con Facebook, internet ci seguono da tutto il mondo. Come TV abbiamo tutta la Sicilia, una parte della Calabria nel canale 814, la Campania invece Ma la Campania tutta? 272. Però vi dovete muovere ora anche su Instagram. Sì, Che le persone chiedono. Lo di so, voi noi su siamo un po' Instagram. ndonderi su Instagram. Instagram è la cosa più importante, è bella. Lo so, mi devo aggiornare. L'ultima cosa è passiamo il brano e poi prendiamo le telefonate. Il video. Sì. Chi ha avuto l'idea di realizzarlo? Io l'ho fatto, lei l'ha montato con Giovanni Platania che salutiamo. Salvo Zen. È stato lui la mente? Sì, la mente. Tutto io, però lei ha fatto tutte. Fai questo. Io ho fatto 3 minuti di ripresa e ne ha fatte 6 ore. Ma mi sembra anche giusto, voglio dire. Ma lui perché, a parte che già tipo alle 2 di notte, doveva fare l'ultima parte. Io ho fatto quelli- il video, avevo stato con la Rai tutta la giornata con la Rai, che prossimamente a maggio andremo in onda. Ah sì, non lo sapevo Diciamo, questa combatteva cosa. con la Rai. Eh. Poi ho fatto il video Trap King, che l'ho messo sul mio canale, che sta andando, abbiamo fatto. E poi quasi- doveva fare quasi- l'ultimo con me. E poi l'ultimo devo Ce fare. l'hai conservata per ultima? Abbiamo Ma tu fatto non lo di puoi notte. capire. E poi le scene nel letto, quelle che vedo, dovevamo fare in pratica una passeggiata normale. No, invece lui dice: no, facciamo le scene nel letto, che così direttamente dormo, non mi alzo più. E quindi- Vedi, due Poi in dormivi, lei uno. finita, vedi che ho finito a posto. Questo è il bello di Nico Vandetta, capito? Sì. Perché lui proprio com'è Sì, ma nella è realtà. fame, E vabbè, intanto passiamo il brano. Mo Ma vediamo fame ora. se c'è qualcosa di là. Non lo so, forse ci abbiamo qualche succo di frutta. Buono, non lo buono, so. almeno mi riprendono. Va bene. Allora, Lo quale presentate? mandiamo in onda? La mando io. Il duetto. Allora, dammi un bacio, Fede. Che siete belli. Dai, bello. Sta amore? Live. Dai. Sta amore un po' fornito.
Complimenti perché il brano è bellissimo. E alla faccia alla faccia della stanza, mi raccomando. Ah, va, dai, adesso che abbiamo io già l'avevo visto il video, però non mi sono pronunciata prima di mandarlo in onda perché ancora sono 3 giorni dall'uscita. Che poi, Nico, tu c'hai il canale. Ovvio. Su YouTube. Sì, però è una cosa mia a parte, non c'entra. Io sono con la Sia Musica, la mia etichetta discografica. Sì. È una cosa mia, un progetto con Milano, delle persone di Milano, con il mio produttore Funkyman. È una cosa a parte. Abbiamo fatto un nuovo pezzo, trap, abbiamo provato una cosa nuova. Però... Aspetta, di questo ne parliamo dopo perché tra un po' lo faremo sentire. E per questo ho il mio canale, solo per quel motivo. Ecco, ma di questo ne parliamo tra un pochetto. Ritorniamo indietro. Volevo parlare di neomelodico, posso parlare un attimo? Sì, c'ho il telefono che mi squilla. Non mi interessa. Va bene. Vuoi rispondere? Rispondiamo. Ok, dai. E poi mi parli del neomelodico. Vai, rispondi tu. Pronto? Ciao, pronto Nico? Sì, con chi parlo? Buonasera. Sono Mary Pandetta. Buonasera, allora sicuramente sarà parente mia, perché Pandetta a Catania siamo tutti parenti. Sicuramente sarà una mia cugina. Sono tua cugina, sono la figlia di Ciccio. Ho capito, mi saluta a tutti quanti, salutiamo a tutti pari, va bene? Perché ci segue da Napoli significa salutami a tutti quanti. Perché... Salutiamo a tutti quanti. Ecco. Ragazzi, ci fate caso perché con l'italiano un poco... Signora! Vabbè, poi vedi che tu vuole parlare mio papà per il matrimonio che io mi sposo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Poi mi contattate tramite Marcello e ci vediamo di presenza, cugina, va bene? Va bene, cugino. Ti mando un bacio a te e tutta la nostra bella famiglia. Un bacio. Va bene, se gli può mettere una bella canzone, che è una bella voce. Dopo ti dedichiamo innamorato 1000 volte. Un bacio, dai. Va bene, ciao Nico, ciao, Ciao, cugino, ciao. ciao. E poi ci chiami, vedi, anche si deve sposare, glieli fatti gli auguri, malerucato! No, siccome ti ho detto che è mia cugina, perché onestamente, proprio si è scritto pure su Google. Il mio cognome, siamo tipo 80 in tutta Italia. Ok. Siamo tutti parenti. Tutti parenti, quindi Pandetta non ne si escludono al di fuori Ovvio. della parentela. Va bene, senti che dici? Rispondiamo al telefono? Sì, vai. mi piace. Però. Pronto? Pronto? Pronto, salve. Vorrei fare una dedica riguardo per una mia amica Certo. Come si chiama la tua amica? da Palermo. Sì, si sentiva. Si La sente. mia amica si chiama Sara. Ok, e tu come ti chiami? Io mi chiamo Noemi. Noemi. Ok, la dedica gliela facciamo, la vuole fare da Nico, da parte di Nico, gliela vuoi fare? Vuoi che lo saluta? La saluta. Noemi. Pronto? La canzone si chiama Ti Spoiled. Ah, è la mia. Certo, Nico, ci sei Non ho tu in capito, si sta diretta, parlando- sveglia! Come ti chiami, scusa? Eccolo! Forse ce la faremo. Ciao Noemi. Pronto? Come Mi ti chiami, sentite? scusa? Sì, ti sentiamo, ci devi ascoltare dal telefono. Ok, mi chiamo Noemi. Noemi, la dedica chi la dobbiamo fare? Ok. La dedica la faccio per una mia amica che si chiama Sara. Allora, la dedichiamo a Sara da parte mia, a Noemi la dedichiamo a tutta Palermo. Non so se la possiamo mandare, in caso più tardi la mandare. Ce l'abbiamo, sì, no, Te ce l'abbiamo tutte. No, intanto prima passiamo innamorato. Intanto passiamo innamorate e poi a Te- seguire dedichiamo questo pezzo a Sara da parte mia, da parte di noi me la dedichiamo a tutta la mia bella Palermo, che il giorno 10 maggio, posso dirlo, no? Certo. Siamo al Teatro di Palermo insieme alla mia agenzia Musica Service di Toto Buongiorno. Bene. Saremo io e il mio collega Angelo Famao. Perfetto, lo salutiamo anche Salutiamo Angelo, un bacio. Va bene Noemi, tra un po' arriva, va bene? Ciao Noemi, salutami Palermo, un bacio. Ciao, ciao. Ciao, senti, la prendiamo un'altra telefonata. Ti Ovvio, piace? sì, Ti a me piace, piace. ragazzi, prendere le telefonate? Perché qua arrivano Sì, a sì, raffica, va. così vediamo un po' chi contatta. Rispondi. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto, sono Antonio, c'è sta mamma a fianco a te. Come ti chiami e chi sei? Ciao fratellino, come ti chiami? Gioele. Come? Gioele. Fratello, devi ascoltare dal telefono, ascoltate la TV perché siamo in ritardo. Gioele. Joele, ti mando un bacio, dimmi fratello, cosa vuoi? Sì, me lo puoi salutare per favore? Melo, te lo possiamo salutare, Melo. No, devo fare Fabio Cidiacono. Un bacio a Fabio Arcidiacono, mandiamo un bacio da parte mia e lo staff di Bella Radio. Sì, e se gli puoi dedicare, tu fai parte me, da parte di mia mamma. Dedichiamo, tu fai parte Che è me, la più- al è papà tra Fabio le più Arcidiacono. richieste, Tu fai dico. parte me, che voglio solo a te, rinda vita mia, ci stai solo tu. Mettilo un po' di delay, Bella dai. questa. Va. No, guarda. Dov'è Marcello? È l'altro. Ehi! Salutiamo Marcello Rapisarda, Lo sia la mia salutiamo. vita. Per minuti. Ciao amore, ti amo. Ciao Gioele. Buona serata, ciao Nico. Io volevo parlare Ciao. anche di Marcello Rapisarda, 2 minuti se è possibile. Va bene, allora blocco le telefonate. No, prendiamo, dopo parliamo. Tu me lo devi dire, perché se io libero il telefono già sta squillando di nuovo. Prego. Vai, rispondi. Pronto? Pronto? Pronto, bella, come ti chiami? Aurora. Aurora, da dove chiami? Aurora Leonardi. Da dove, amore? Da dove chiami? Da Catania.
Quanti anni hai? No, è 10. Cosa vuoi Piccola. ascoltare? Cosa vuoi dedicato, amore? No, una canzone a piacere da te. Allora dedichiamo la prossima che arriverà innamorato, la dedichiamo alla piccola. Ti voglio bene, ti mando un bacio a te e tutta la tua famiglia. Ok, un bacio. Ciao tesoro, un bacio, bellissimo. Ciao, ciao cucciola. Ne prendiamo ancora? Quando mi dici tu io blocco le telefonate. Dai, poi quando la vuoi prossima chiacchierare. volta devo spendere Va le bene. parole. Rispondi. Pronto? 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 Ciao Nico. Ciao bello, come ti chiami? Io mi chiamo Francesco, sono il cugino di Giovanni Tomaselli, se lo conosci. Ah sì, non mi ricordo bene. Ah, Giovanni Tomaselli, certo lo conosco. Certo che lo conosco. Salutiamo Giovanni. Ho chiamato così, se mi fai a dedicare tu fai parte me. Anche Va bene, questa canzone è una bomba, ti ringrazio, salutami Giovanni e tutta la tua famiglia, ti mando un bacio. Ciao. Grazie. Ciao. Allora io volevo Allora, blocco spendere al un attimo momento. due parole a riguardo il mio manager fonico e parente, perché per me oggi, ti dico una cosa, abbiamo oltre un anno e mezzo che lavoriamo insieme, abbiamo fatto oltre 300-400 impegni insieme, lavoriamo sempre insieme e oggi posso dire che è come un padre per me. Bello. E gli mando un bacio e lo voglio bene veramente. Lo saluto pure Marcello io. Rattisardi, Un bacio. ti voglio bene, salutiamo pure a Peppe Sandonesito che è mio zio lui. Ecco, Ciao, Peppe. vedi, abbiamo tutta la famiglia. Senti, vuoi passare innamorato o vuoi rispondere ancora No, al telefono? rispondiamo ancora al telefono. Rispondiamo Mi piace ancora. Ti piace specialmente. questa cosa, No, vero? per me non mi metto in contatto perché Rispondi. Pronto? 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 Mi senti? Sì. Ciao Mario, sono Antonio. Antonio, ti sento male, avvicinati al microfono. Magari al telefono, Al telefono, però. il microfono del telefono. È giusto. Antonio, dici tutto. Una buona serata, Mare. Vale, ti mando un bacio da parte mia, il prossimo brano te lo dedico pure a te. Dai. Ok. Ciao Alberto. Ciao. Andiamo ciao. innamorato? Ciao. Rispondi, rispondi. Pronto? Pronto, ciao, sono Claudia da Mazzara del Vallo. Ciao Claudia, vicino Trapani. Un Sì, bacio. sì, esatto. Un bacio anche a te, complimenti, sei bellissimo. Grazie, la ringrazio. Poi grazie. volevo salutare mia nipote Ivana Ferrara Salutiamo Ivana Ferrara. e Salvo Consolo dalla zia Claudia. Salvo e da tutta Consoli? Mazzara. Consolo. Salvo Consolo dalla zia Claudia. Claudia. Mandiamo un bacio a tutti e due. Complimenti sempre. Grazie, buona serata. Grazie signora, Ciao, una buona ciao. serata, arrivederci. Buonasera Mary, ciao. Salve. Allora, tra un po' passiamo te spoglio in attesa di assestare un Ma sono attimino il così video. famoso allora? Ma perché? Ma che te pare? Ma guarda che qui, io lo dico sempre, ti richiedono tantissimo. Grazie. Sei, cioè, allora, la numero uno al momento ancora, perché queste sono fresche. Poi volevo e sarà spendere un'altra sempre- parola, la posso tu dire fai un'altra parte cosa. Io me, volevo certo. salutare, volevo incoraggiare, non so se lo posso dire, il nostro caro amico Andrea Zeta che ha avuto questo problema, una presta libertà, anche non so cosa è successo, e saluto pure Fabio Lapiana. Gli mandiamo un bacio. Rispondiamo al telefono, vai. Pronto là? pomeriggio. Buon pomeriggio, con chi parlo? Vai. Con Anthony Stabile. Come? Con Anthony. Anthony, un bacio, da dove chiami Anthony? Pronto? Da dove chiami Anthony, Anthony? ascoltaci dal telefono. Ho capito, fratello, cosa vuoi ascoltare? Voglio fare una dedica a mia moglie, E cosa dedichiamo? sia mia. Sia mia, scioglie capille palla con nascente giù, nella pressione su, pagazzete. Come si chiama? Paola, Paola, un bacio a Paola, dedicato a te, sia mia. digli che l'amo da morire. si è emozionato, emozionato un applauso a Anthony, Anthony. Ti ama. Vai, si conte. Ciao Bravo, fratellino, un bacio. Anthony. Ciao. Buona Un serata. bacio, ciao Anthony. Era tutti ciao, emozionatissimi. ciao. Adesso tu mi devi dire se io quale devo innamorato. Ecco, diglielo. Lui però Vabbè, io sono un cane, una volta una ragazza mi ferma, una volta una ragazza mi ferma, ti racconto questo. Ti stavo dicendo, ti conto questo. Conta. Ti racconto questo. Mi ferma una ragazza e si parlava di quelli là, quanti anni hai, come ti chiami? Non era cantato. Dice, sì, ma che segno sei? Io ho detto cane. Perché? Perché sono un cane. Ah vai, no, mi sembrava che era Era una l'oroscopo battuta. cinese. Dai, andiamo avanti. Scusate, io sono ritardata nelle mie cose. Pronto? 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 Chi sei? Ciao Nico. Ciao, Ciao amore Mary. mio, come ti chiami, amore mio? Sono Antonio. Ciao Antonio, dove chiami? A Catania. Ho capito, quanti anni hai, amore? 12. Qual è la tua canzone preferita? Qual è? Tu fai parte me. Tu fai parte ma me, Franco forte, Bello Radio, voglio Io l'ho solo detto a te. sempre. Rinda vita. Ma allora mandiamo innamorato, te la dedico, amore. Un bacio. A mia mamma e mio papà. Ma che sei bello, vita mia. Un Va bacio, bene, ti diamo mamma e papà. tesoro, Un ciao. bacio. Ciao a voi. Ciao Grazie. tesoro, ciao. Ciao. Ne prendiamo un'altra. Salutiamo pure Rossella della trattoria del Barone e suo marito Giancarlo. Volevo salutare.
Sì, li salutiamo anche loro. Te l'ho detto, allora, qua su Bella Radio, quella che tu fai parte me, non so, forse perché quando è venuta fuori questa canzone me ne sono innamorata talmente tanto, la mettevo che Esatto, gliel'ho fatta entrare nel cervello un po' a tutti. Rispondiamo un'altra e poi passiamo innamorato, vai. Pronto? Pronto, Marenico. Ciao amore! Da dove chiami? Di Catania, si sente subito. Certo, ok. Ma dedichi una canzone. Subito, amore mio, ti chiami innamorato subito, come ti chiami? Pietro Bassetta. Pietro Bassia, ma questo è un figlio Alberto, no? Salutiamo papà. E ti chiamo a te e tuo fratello. Ciao Alberto, un bacio. Ti voglio bene, Leone. Ciao, vita mia. Ciao cucciolo. Un altro per favore, io mi diverto tantissimo. Aspetta, che devo premere, dammi il tempo di chiudere e riaprire, che mi è anche caduta la linea. Allora, aspetta, nel frattempo il telefono ti scoppia. Qua sì, nel frattempo qua mi stanno mandando foto anche tue. Cioè, ma è possibile che mi mandano le tue foto? Rispondi, vai. Amore, rispondi tu. Dai, una volta sola. Pronto? Pronto. Sì. Pronto? Si emozionano. Pronto? Non me lo fate cadere. Chiuso, non è pronto. Secondo me l'avete fatta vergognare perché squilla di nuovo, vediamo, vai. Pronto? Pronto? Sì. Ciao Mary, sei tu? No. Era Federica. Buonasera signora. Buonasera. Con chi parliamo? Ciao Nico. Buonasera, signora mia moglie che poi ha risposto, signora. Arusi, io ho idea queste cose. Comunque, andiamo avanti. Ora glieli devo riprendere. Signora Federica, buonasera, da dove chiama, signora? Ciao Mary, sono Gloria. Ciao Gloria, un Abbiamo bacio. avuto un passaggio di telefono. Gloria, dici. Volevo salutare mio zio, Salvo. Come si chiama, Salvo? Tantissina. Mandiamo un bacio a Salvo. Va bene, adesso gli dedichiamo un brano. Mary, ascoltami, ciao, sono Sonia. Sonia, ciao Sonia. Ascoltami. Ciao Gioia, ascolta, intanto saluto Nico e poi Ciao, volevo Sonia. dirti un'altra cosa. Sì, Ciao, sono Nico, qui, ci ascolta. puoi dire tutto quello che vuoi. Sì, io volevo salutare e mandare un grossissimo bacio a mio cugino Andrea Zeta, che in Sì. questo momento sarà un po' così. Ci associamo, che ti ci voglio associamo. bene Sì. e che torna presto a casa da noi. Va Grazie. bene. Ciao Sonia. Andrea, ti vogliamo bene, Ti torna mandiamo un presto, più bacio. forte di prima, Un bacio fratello. grande. Un bacio. Grazie. Ah, Enrico Mary, Pandetta. quando ti passo mia sorella Sara che vuole salutare mio fratello, posso? Sì, veloci. Sì, veloce. Ciao, devo salutare mio fratello Salvo Messina. Lo Ciao, salutiamo. Salvo Messina, un bacio. Grazie. Ciao ragazze. Ciao Mary, un bacio grande. Ciao. Blocchiamo a questo punto e passiamo a innamorato. Questa volta ce la Ok facciamo. ragazzi, tra poco un bacio. Fa tutto lui, mi piace. Ti metto di qua. Ragazzi, Vedi, quando noi ci facciamo 1,5 kg di fatti quando noi si nostri- parlava di Instagram, Ecco. seguitemi su Instagram, Ecco. Nico Pandetta Tritolo, seguiamo pure Bella Radio TV. Ecco, Nico Pandetta Tritolo, che poi è il titolo dell'album. Aggiungetelo, vabbè, già tu sei quanti follower hai? 152.000. 152.000. Io mi sento minuscola perché ne ho 1.700. Ma oggi Instagram sta andando, Alla grande. Facebook è un poco più lento. Io per esempio io non sono una che ama i social, non mi piace. Io ci stare lavoro, lì. purtroppo ho il telefono sempre in mano e li dico sempre con mia moglie. Vabbè, è normale, hai ragione. minuti, non si No, può. vabbè, Fede, allora, a parte che la donna deve essere Vabbè, ma gelosa. lei fa tutto per conto suo, tutto per conto suo. Ma non è vero, perché io vedo che tutte e due fate anche tutte le dirette. Cioè, tu la rendi partecipe a lei Ovvio. della tua vita. Lei è famosa pure di Io vedo che comunque lei comunque ha libertà nel tuo telefono, anche se il telefono ce Non l'hai in esiste, mano. oggi- Certo che c'è Non libertà. esiste, ho cambiato pure la password. Non è vero completamente Ma perché perché glielo dici queste rompo. bugie? Bravi, così si fa. Il telefono Non è vero di lui niente, ragazzi. deve vedete, essere anche a casa mia i pantaloni li porto io. Pure Che di- vuol E dire? li porto pure di plastica. Ma no, non vuol dire portare i pantaloni, però quando voglio il Brava. telefono lo prendo tranquillamente. Dico, questo non è- abbiamo. Vabbè, ma io ho il secondo problemi. telefono. me. Mai. stato. Sei uno stronzo, no, ma comunque essere uomo non significa Ma non è portare i vero, ma io a pantaloni. mia moglie non mi basta niente. Come non ti basta Nel niente? senso, mi basta lei, non mi Ecco, importa degli altri. Bravo, siete belli insieme. Ma no, perché sono in diretta, Guarda, la verità. ospite Nico Pandetta e Federica. hai Però se visto? capita poi qualche ragazza, Nico Pandetta Diretta, coglione, dai. glielo puoi Può dire, dire, glielo dai. puoi dire, glielo puoi dire tesoro, glielo puoi Può dire. dire, dai. Sì, glielo puoi dire. Comunque siete bellissimi insieme e quindi secondo me Tu ti rendi conto le cose che fa? Comunque gli devi riprendere i pantaloni, Mary. sì, adesso tra poco io glieli riprendo. oh, Adesso gliele riprendo. Sali. Facciamo una cosa pazza. Sali sulla No, metti- no, dai, forza. perché voglio il telecamera. Cioè, ma ragazzi, stiamo Ecco,
Si vede Oggi è spuntata a casa, ho detto mi sono comprata questi pantaloni. Io Ragazzi, la moda è Aspetta, adesso abbiamo il telecamerista che glielo dico io quando cambiare telecamera. Aspetta, non te muovere che qua gestisco Che stai facendo, Nico Pandetta? così si fa vedere i pantaloni. Vabbè, girala piano. Ecco. Mary, stiamo scherzando. Eccolo. Ma stiamo no, è pazzo. I pantaloni. Questa è la cosa più bella, c'è anche la maglietta coordinata. Questo Certo, sono anche il giubbotto. Sono impermeabili. Sì, no, è questa moda che usano. Certo, infatti. Ma dove le comprate? Li voglio pure io, sono fantastici per il Questo motorino. qua deve essere un trap, deve essere un Mary, poi te li flashmob. faccio avere. Grazie tesoro, adesso mi devi dare anche il nome del... Insomma, va. ci sono Poi mi prendo situazioni. il numero di Fede, Infatti, andiamo infatti, tutte e infatti. due, che mi sa che diventiamo pericolosi Ecco. insieme. Dai. Altro che trap e Mary non Melani, trap. perché si dice iniziate insieme. Ah, scusa, io sono una chiacchierona. Sei una cattiva perché io ho degli impegni, perché l'unica Scusa. soluzione di oggi sono un poco libere oggi. Forse. Poi se mi vuoi mollare, poi ti comanda il mister qua. Io ti Franco. trattengo. Salutiamo sempre Luca Pappalardo. Luchino, ricordiamo E una ricordiamo cosa. la festa di giorno 20, Piazza Viceré, Nico Pandetta con la sua band. Tutto organizzato Con la proprio- gang? Con la gang. Hai visto? Hai sbagliato tu. Ecco. Comunque. Saremo io e Federica Baravetta. Mai, Dai, mai ragazzi, Fede. mai, Abbiamo Mary, Sergio Patanelli, mai. di cui saluto, lo voglio bene. Lo salutiamo. Mai, mai. Comunque il giorno 20 ci sarà questo grande concerto super atteso Io ho per Nico paura che non Pandetta. riesca. Sarete anche voi, penso. Noi certo siamo là, Ok. Io sono quella che Diretta presenta live, così mi E aiuti, credo così proprio la che- rubiamo nei minuti, dai. Ma qualche volta quando poi mi porti anche su a presentare qualche evento, saliamo quando c'è anche Palermo Fede. ti voglio portare. A Palermo, ovunque vuoi, basta che A Palermo il teatro, andiamo. Secondo te c'è il teatro a Palermo? Ma Parto sicuramente- pu- Va bene, dai, Ci andiamo devi avanti. dire parliamo del trap, questa nuova invenzione di Nico Abbiamo Pandetta, fatto un oppure pezzo vuoi fare le nuovo, telefonate? no, tra poco. Vabbè, facciamo le telefonate, dopo parliamo del trap. Dai, vediamo 2 o 3 telefonate, parliamo del trap e poi io devo scappare. Va bene, Devo andare allora. a incidere il nuovo brano con Francesco D'Aleo, di cui saluto. Tam, tam, tam. Quindi oggi c'è la registrazione, un nuovo brano con Francesco Bella, D'Aleo. bella. Salutiamo Francesco D'Aleo, la canzone fa una mano sale su, l'altra invece scende giù, movimento lento, casca al mondo, tutto quando appressa a me, tutto quando innamora, sbatti le mani a tempo, pam pam pam. Quindi dopo stasera Bella, tu bella, verrai con me, bella. che ragazzi è stato... Non è il continuo, però. No, dico, No, dopo, stasera tu verrai con me che ha avuto un successo incredibile. Abbiamo fatto 30 milioni. Esatto, avete studiato, come si intitola? Già lo possiamo... Tam, tam, tam. Bella, non vedo l'ora, È penso una nuova che... hit, speriamo che diventa la hit estiva. Io credo che diventerà il tormentone estivo a Anche io questo lo penso. punto, già in base a come me l'hai cantata, il movimento di Muovi mani. le mani a tempo, casca il mondo. Ciao Francesco! Bene, salutiamo Francesco D'Aleo. Prendiamo 2 telefonate oppure parliamo del trap? Io mi sono confusa. Parliamo 2 telefonate del trap, dai. Vai, pronto? Prendiamo Franco Bella Radio, ragazzi. Pronto? Pronto? Sì, ciao Nico. Ciao Mary, sono Claudia. Di nuovo? No. No, un'altra ragazza, Ciao Claudia. Claudia. Sì, un attimo, già Mary mi conosce. Chiamo per mio marito Michele Valenti. Sì? Un bacio a Gli Michele volevo Valenti. curare una... Sì, gli Una volevo buona curare una serata e una buona buona cena e una buona notte. E gli voglio dire che lo amo tanto e mi manca. Va bene. Aspetta che ti posso pure bimbi un attimo. Va Veloci. bene. Papà, sono Noemi. Ciao, ti voglio bene, buonanotte. Ciao Noemi, un bacio. Ciao. Ciao papà, sono Ile, ti voglio bene, ti amo, buonanotte. Buonasera. Va bene, ciao. Bella questa vecchia con cosa, questo Mary, colpo di perché buonasera. dai spazio alle Andiamo persone che forse il messaggio a comunque qualcuno che sta più tranquillo. dai, dai. spazio alle persone che comunque veloci, sì. No, lo spazio lo diamo sempre. Io Bello, vorrei adesso Andiamo al trafficking, dai. parliamo un attimino di questa cosa. Come ti è venuta? Allora, il trap è un nuovo genere musicale, per chi non lo sapesse. Però io lo che- faccio diverso, faccio un trap nel più neomelodico che trap. Ecco, perché allora Una nuova, ho voluto... una nuova melodia. Ho buttato un pezzo, già abbiamo fatto quasi 100.000 in 2 giorni. Aspetta, fammi spiegare per chi non lo sa. Il trap è un genere musicale molto particolare, è molto cioè è un genere, cercate trap su YouTube e capite cos'è. Nico Pandetta nella sua mente ha sperimentato, ha detto cosa faccio? Mischio il napoletano, come c'è stato in passato che qualcuno ha mischiato il rap con il napoletano, tu hai avuto invece questa genialata che appunto il trap sta prendendo sempre più piede, Sì, sì. si sta evolvendo in una maniera Io pazzesca. sono pure fan, se l'ascolto questa musica. Esatto. Ti posso dire che oggi ascolto più trap che neomelodico. Neomelodica, mi piace quando facciamo questi discorsi, capito? Mi piace, quindi diciamo che hai avuto questa idea, da dove ti è presa? Proprio perché tu amavi, Pensa che ti io sei innamorato di questo genere. Andavo in macchina, stavamo andando a Bari a lavorare.
Sì. C'era mio fratello, metteva Spera e Basta, I suoi Capoplaza. cugini che rompevano Oh, un le po'. queste cose faccio io. Togli Ok. questo. Chi è Questa musica che non io mi piace. definita, scusa se Pesante, parlo così, pesante. definita questa musica da drogati. dicevo. Ok. E invece poi ascoltate il significato, oggi sono fans di Capoplaza, di Spera e Basta e tant'altro. E tante altre musiche. E per questo hai sperimentato Il trap. il trap. Trap Infatti, King. il brano che tu hai fatto, Trap King proprio come Nico Pandetta, perché Nico Pandetta... Il re del trap, diciamo che poi non sono io il re del trap, però l'ho voluto chiamare così. Nel napoletano sì, sei il primo. Sei uno dei primi, dai. Il quindi, primo no, insomma, uno dei primi. E quindi hai fatto questa cosa e appunto proprio per questa idea c'è anche questo canale YouTube di cui stavamo parlando Nico prima. Nico Pandetta Trap King si chiama. Ecco, Nico Pandetta. Andatevi a scrivere Trap subito, attivate la King, campanella. che poi è anche il titolo del brano. Sì. Sì. E Ho fatto pure il profilo Instagram. quando è uscito questo? Nico Trap King. È uscito 3 giorni fa, se non mi sbaglio. C'è anche su Spotify. Pure su Spotify, su iTunes. Quindi insomma sta stiamo andando avanti col camminando. lavoro. Sì, 100.000 quasi, però il mio canale è una cosa un po'. Un canale creato nuovo, parliamo. Stiamo parlando di un canale creato proprio a questo genere, Sì, a sì, questa nuova idea. già i numeri che abbiamo fatto sono abbastanza belli. Va bene, senti, la facciamo sentire? Sì, a e voi. poi torniamo, però prima che te ne vai, non te ne vai ora, prima la facciamo sentire e poi te ne Poi vai. salutiamo e ce ne andiamo, dai. Va bene, dai. Troppo. Vuoi dire qualcosa di No, particolare? voglio dire buon ascolto e crediamo a questo progetto. Aiutatemi ad andare avanti, condividiamo e mettiamo like, aiutatemi. Oh. Ma come minimo. Siamo tornati. Io sono vestoso. Cioè, è fantastico quel. Si è messo te pure l'imperbergo. Possiamo sopra. comunque andare. Vabbè, no, ti sei preparato anche perché devi andare, avete impegni ragazzi, e quindi so che comunque hai una stagione primaverile, perché oggi è l'ingresso della primavera. Mi sento Anche male. ecco, è l'ingresso della Domani primavera. si parte alle 7 di mattina. Dove devi andare? 2:30 A devo Roma. essere a Bari. A Bari. Oh, è bello. Perché alle 7 del mattino? Che canto alle 2. Ok, è un pranzo, cos'è un matrimonio, un evento, una festa. Non lo so, onestamente. Ah, bellissimo, tutto Comunque, poi il mio manager mi dirà tutto. bene. Mi dirà le direttive, mi darà stasera. Senti, prima di salutarci, ricapitoliamo un po' quello che sta succedendo. Se mo ciuffolo è brutto oggi. No, buono, Nico. Se tu ti camurri ogni secondo, Allora, però. sono Ecco. Effetto cerchietto. Ecco. Fede, capita che a casa ti ruba magari Ok, così come sono. gli aggeggini per i capelli? No, per i capelli no. Ma tu lo sai Però... che li metto così, Franco, così tra un po' mi rimangono così. No, per i capelli no. Però ogni tanto qualche brufolo e mi dice Federica truccami. Ah sì, si vede il fondotinta, sì, carino sì, lui, carino. Senti, ricapitoliamo un pochino quello che sta succedendo. Per quanto riguarda Catania, l'appuntamento è Giorno 20 luglio. giorno 20 di luglio. Parliamo quelli confermati, poi ci sono tante. Sì, che a Catania come piazza ne faremo poco. Perché non Diciamo che Catania ultimamente sta un po'... io le piazze ce l'avrò Facendo io desiderare. in Calabria con Natale Alessio e a Palermo. Allora, a Palermo quando sei? A maggio, se non sbaglio. ho maggio capito. abbiamo 10 maggio, abbiamo il teatro Don Orione. A Per Palermo. acquistare i biglietti possono andare direttamente al teatro. Ok. E poi abbiamo il giorno 20 luglio, abbiamo. Poi il giorno Piazza 23 Vittorio. siamo a Francavilla. Aspetta, prima soffermiamoci sul 20 luglio che salutiamo Luca 20 Pappalardo. luglio c'è Luca Pappalardo, siamo a Piazza Viceré con la mia gang. Esatto. Mi raccomando, siete tutti invitati perché ovviamente è gratuito, stiamo parlando di Siamo in piazza. piazza, ci Quindi saranno dei giochi pirotecnici e tant'altro. ci sarà uno spettacolo imperdibile, ma E Mary sicuramente... Milani che presenterà ovviamente. Io spero che staremo anche con le telecamere. E Spero manderemo... anch'io, ora Luca ne parliamo di questo Ecco, progetto. comunque tornerete a trovarci tornerete prima del 20. Nico Pandetta, Special Guest e Federica Barevetti. Mai, ragazzi, mai. Fede, in un modo o nell'altro ti facciamo salire, non ti Mai. preoccupa, ce lo inventiamo. Poi, nuovo genere per il nostro Nico Pandetta che abbiamo appena ascoltato, complimenti, molto bello, anche Grazie. perché il trap è un genere musicale che ha un senso, un significato, Sì, soprattutto per parla. quanto riguarda i brani, le Anche- parole, il tutto. Sì, sì, Ha un suo perché. E dato proprio questo nuovo genere, c'è un nuovo canale proprio dedicato al trap di Nico Pandetta, che è appunto Nico Pandetta Trap King. Trap King, quindi iscrivetevi. Pure sul canale Sia Musica iscrivetevi per il neomelodico. Esatto. Salutiamo l'etichetta discografica, la Sia Musica,
Franco Volta e Savola Rosa. E pure Platania, Geoplatania. E iscrivetevi anche nel canale di Bella Radio TV YouTube, perché Ovvio. trovate le nostre dirette in diretta, cioè quello che succede qua. Poi la mia diretta è stata forse la più visualizzata. Sì, noi con te abbiamo fatto anche il Bell on the Road, tante questa è più cose. visualizzata, Sì, sì. Ci saranno tante novità comunque nel canale Bella Radio TV, quindi mi raccomando. Caricatelo il video innamorato su Bella TV su Adesso ci pensiamo noi. Su Facebook. Adesso ci pensiamo noi. Poi dobbiamo ricordare qualche altra cosa prima che mi dimentico. Siamo a Francavilla, giorno 23. Di luglio? Ora, Ma aprile? dopodomani. Ah, maggio! Marzo, dai. Marzo. Il 23 di marzo, quindi Francavilla. In Sicilia, insomma, non so se è a Messina, non mi ricordo. no, se non parlare con me che sono un ignorante per quanto proprio. riguarda le zone. Sono Che... Mary Milano, salutiamo. Va bene, ok ragazzi, io vi ringrazio, mi tornerete a trovare. Ovvio, Certo. promesso. Grazie. Un bacio a tutta. Ragazzi, io vi auguro una buona serata a tutti gli Tutti voi. ascoltatori. Vi amo sempre. Vi lascio con questo brano che fa Tu fai parte di me. Arrivederci. Grazie ragazzi, a Ciao, presto. Grazie, Bella Radio, un bacio. Ciao.